Drastico calo di iscrizioni per le scuole primarie con 4.000 alunni in meno, soprattutto nelle prime classi. La Regione è pronta al dialogo con i sindaci per far scattare gli accorpamenti ed evitare miniclassi. Convegno a Trieste della Direzione Investigativa Antimafia sulla criminalità transfrontaliera. Obiettivo: evitare il radicamento delle mafie, dice il direttore della DIA Vallone, assessore Roberti, tenere alta la guardia. Protesta delle sigle sindacali sulla gestione dell'ASO-FC, 370 posti di lavoro persi in 3 anni, spaccatura tra UIL e le altre sigle che puntano il dito, numeri gonfiati apposta prima delle elezioni dell'RSU. Cominceranno a breve i lavori di demolizione dell'ex caserma Piave e a Udine al suo posto un nuovo bosco urbano, cantiere da 2 lotti per 3,5 milioni di euro. Impresa di Cile e Talmasson, Seitas Martignaco che vincono gara 1 dei quarti di finale dei playoff di A2 femminile. Netta affermazione per le Fucsia, le ragazze del presidente Bulfoni passano al tie break. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Drastico calo di iscrizioni per le scuole primarie con 4.000 alunni in meno in Friuli Venezia Giulia. La Regione è pronta al dialogo con i sindaci per far scattare gli accorpamenti ed evitare così le mini classi. E in settimana il Ministero assegnerà il personale per le scuole friulane. La crisi delle nascite si ripercuote inevitabilmente sui banchi di scuola e così le iscrizioni per il prossimo anno scolastico fanno segnare un pesante segno negativo alle primarie del Friuli Venezia Giulia con 4.000 alunni in meno, un dato che obbliga la Regione a fare un ragionamento sui plessi scolastici, dando vita agli accorpamenti per evitare miniclassi. Un dimensionamento scolastico che tenga conto delle esigenze delle famiglie e dei bambini, e questo è un lavoro che faremo assieme ai sindaci, alle scuole e ovviamente all'ufficio scolastico regionale. E non sto parlando certo dei comuni più grandi quanto dei comuni più piccoli dove magari i plessi sono molto numerosi. È ovvio che dal punto di vista dell'organico a livello nazionale con 4.000 iscritti in meno alle classi prime, classe di 7, 8, 9, 10 bambini come abbiamo molti casi sul territorio della regione, difficilmente avranno opportunità di proseguire. E a breve arriveranno anche le assegnazioni del personale del Ministero dell'Istruzione. Io spero che sia una settimana importante e che tranquillizzi un po' anche la situazione e così comprenderemo e capiremo quali sono le situazioni di criticità sulle quali la Regione potrà intervenire con risorse proprie alle nostre scuole, in particolare quelle primarie sparse sul territorio che quest'anno hanno avuto un calo di 4.000 iscritti a livello regionale. Il nostro obiettivo è evitare il radicamento delle mafie in Friuli Venezia Giulia. A dirlo il direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio Vallone, oggi a Trieste in occasione di un convegno promosso per l'anniversario della DIA. Dalle bombe sulle autostrade agli investimenti, le mafie hanno cambiato volto e obiettivi e oggi la lotta è legata a contrastare possibili insediamenti. A livello nazionale e internazionale oggi assistiamo a dei fenomeni molto diversi rispetto al passato. Le mafie non sono più quelle che usano il Kalashnikov con frequenza, mettono gli esplosivi sotto le macchine dei magistrati e delle loro scorte e non uccidono più con la frequenza che serviva un tempo. Oggi tentano di inserirsi nel settore economico, negli appalti, avvicinano gli imprenditori che sono in difficoltà a causa della crisi pandemica e adesso anche conseguentemente alla guerra in Ucraina e cercano di attirarli a sé mettendo a loro disposizione il denaro che gli viene dai grandi traffici, soprattutto quelli di stupefacenti. In Friuli Venezia Giulia la situazione è sotto controllo anche se non mancano i tentativi di infiltrazione. Possiamo parlare di isola felice nel senso che non ci sono insediamenti stanziali. Qui non ci sono locali dell''ndrangheta, non ci sono insediamenti
insediamenti stabili della Camorra e di Cosa Nostra. Però ci sono interessi di tutte queste tre forze del male, diciamo così, e quindi l'attività della DIA, delle procure distrettuali, di tutte le forze di polizia deve mirare a sventare queste attività insidiose, perché se non ci sono insediamenti stanziali, ci sono però capitali che vengono da lì. Il capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabrizio Curcio sarà nuovamente in regione domani, una visita in 3 tappe per fare il punto sull'accoglienza degli ucraini in fuga dalla guerra. Quartier generale della Protezione Civile a Palmanova, punto di prima accoglienza a Dlugovic ed infine l'hub sanitario in Fiera a Udine. Il Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile domani tornerà in Friuli Venezia Giulia. Dopo la visita a Palmanova dello scorso 21 marzo con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, Fabrizio Curcio sarà dunque nuovamente in regione per una visita incentrata sul tema dell'accoglienza dei profughi in fuga dall'Ucraina. Sarebbero 4 milioni quelli scappati dal proprio paese, 83.000 quelli entrati in Italia, secondo quanto comunicato oggi dal Viminale, dei quali più o meno la metà attraverso i confini del Friuli Venezia Giulia. L'arrivo di Curcio al quartier generale della Protezione Civile regionale è previsto per le 15:30. A Palmanova si riunirà il Comitato regionale per l'emergenza, con tra gli altri Curcio, il presidente e il vicepresidente della regione Federica Riccardi, il direttore della Protezione Civile regionale Aristei, i 4 prefetti del Friuli Venezia Giulia, i sindaci dei comuni capoluogo e il presidente dell'ANCI. Al termine della riunione è in programma l'inaugurazione dei nuovi uffici della Protezione Civile regionale. Quindi ci sarà il trasferimento al presidio di prima accoglienza, allestito dalla Protezione Civile alla barriera autostradale di Ugovizza. La visita di Curcio terminerà in serata all'hub sanitario per i cittadini ucraini in Fiera a Udine. Siamo alla cronaca. Chiama la figlia in Friuli, la rinchiude in casa e cerca di abusarne. Il Tribunale di Udine ha condannato un padre marocchino di 42 anni. Aveva lasciato il Marocco per stare con il padre nella pedemontana friulana, qui però ha trovato l'inferno. Il padre l'ha fatta vivere in un clima di terrore e umiliazione, anche cercando di avere rapporti sessuali con lei. Per questo l'uomo, cittadino marocchino di 42 anni, è stato condannato dal Tribunale di Udine a 1 anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa, e a risarcire la giovane, minorenne all'epoca dei fatti, con 25.000 euro. Il PM aveva chiesto 3 anni di reclusione. Tutto è cominciato a febbraio 2018, poco dopo il suo arrivo in Friuli. Il genitore, spesso ubriaco, non permetteva alla ragazza di andare a scuola, di frequentare i coetanei e di uscire nemmeno per visitare i parenti che vivevano lì vicino. Inoltre la insultava e la picchiava anche per i suoi no alle richieste del padre di avere con lui rapporti sessuali. Una situazione dalla quale la ragazza, rappresentata dall'avvocato Samantha Zuccato, è uscita a maggio, prima trovando rifugio in casa dei parenti, poi in comunità. Il difensore dell'uomo, l'avvocato Martino Benzoni, ha annunciato ricorso in appello. Mamma e papà aiutarono il figlio spacciatore nella sua attività, ma non fu associazione per delinquere. Il Tribunale di Udine condanna i 2 coniugi albanesi. La madre ha consegnato 2 grammi di cocaina a un cliente del figlio. Il padre ha custodito in casa, sempre per conto del figlio, una pistola Walther calibro 7,65. Di questo Merita e Agim Kalemai, coniugi albanesi di 64-65 anni residenti a Udine, sono stati riconosciuti colpevoli dal Tribunale di Udine e condannati a 9 mesi e a 1 anno e 7 mesi di reclusione, pene sospese. Le imputazioni però erano molto più gravi. I 2 genitori, infatti, erano accusati di aver partecipato a un'associazione per delinquere dedita allo spaccio di droga in provincia di Udine, attiva tra il 2015 e il 2016, cappeggiata dal figlio Adriatic Kalemai, già condannato dal GUP di Trieste con il rito abbreviato per spaccio e associazione. Per il Tribunale udinese l'ipotesi associativa è caduta e i 2 coniugi sono stati assolti. Il Tribunale ha condannato anche una terza persona, Youssef Rebrub, marocchino di 31 anni, riconosciuto colpevole di spaccio di droga, porto di oggetti atti a offendere e di essersi esercitato assieme a Kalemai figlio con una pistola nel territorio di Gemona del Friuli. L'uomo è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione e a 9 mesi di arresto.
Il furto di una decina di PC portatili utilizzati in una scuola media per permettere le lezioni a distanza ha costretto il dirigente a sospendere le lezioni e a indire l'ingresso nell'istituto allievi e personale scolastico. L'irruzione dei ladri è avvenuta nel fine settimana, probabilmente di notte, ai danni della scuola secondaria di primo grado Isaia Ascoli di Gorizia in via Pietro Mascagni. Il colpo è stato scoperto solamente questa mattina alle 7:30 e immediatamente è scattato l'allarme che ha fatto giungere sul posto gli uomini della volante. Ci sono i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine dietro l'operazione internazionale che ha portato al sequestro a Malta di un importante dipinto di scuola napoletana raffigurante San Gennaro. Il quadro fu rubato nel 1969 in un'abitazione privata di San Lupo, in provincia di Benevento, e per tutti questi anni se ne sono perse le tracce. I carabinieri di Udine hanno scoperto che la tela era stata posta in vendita all'incanto sul sito online di una casa d'aste maltese. La Procura di Benevento ha emesso così un ordine europeo per il sequestro del quadro restituito oggi al Museo Diocesano di Benevento. Tradite dalla nebbia e dalla segnaletica, 2 donne si sono perse durante un'escursione sul Mataiur, hanno chiesto aiuto per rientrare al rifugio Pelizzo, ma mentre le squadre del soccorso alpino di Udine si stavano organizzando per portarsi in quota, sono riuscite a ritrovare la strada e hanno atteso i soccorritori nei pressi della loro auto. Un episodio analogo era accaduto il 29 marzo a un gruppo di escursionisti sempre a rientro della cima del Mataiur con destinazione il rifugio Pelizzo. Ed ora i dati della pandemia. Nella nostra regione su 1.269 tamponi molecolari sono stati rilevati 60 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 2.045 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono state rilevate 222 positività, il 10,86%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 144. Nella giornata di oggi si registra il decesso di una donna di 87 anni di Trieste e un uomo di 80 di Cividale del Friuli, entrambi morti in ospedale. 4 sigle sindacali, FP-CISL, Funzione Pubblica, CGIL, Nursind e FIALS, hanno manifestato insieme per la situazione del personale dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Negli ultimi 3 anni si sono perse 370 unità. Il 13 aprile è previsto un incontro con il direttore generale di ASUFC. È un fatto che non ha precedenti, il motivo che ci accomuna è solo uno. Sulle criticità di questa azienda siamo stati tutti presenti, chi più o meno con le proprie iniziative. Le difficoltà sono tantissime, no? Basta pensare che in ospedale di Udine, in tutto ASUFC, mancano oltre 700 infermieri, sono 300.000 ore da pagare di straordinari, le condizioni lavorative sono molto gravi in quanto abbiamo persone che stanno lavorando senza avere un giorno di ferie proprio per i motivi che noi sappiamo tutti quanti. Io sono qui a Udine da una decina d'anni, da quando sono arrivato. L'azienda tiene il personale in una situazione di perenne carenzialità. Assume 100 persone perché già partiamo da una situazione carente e pregressa, quindi queste 100 persone, faccio un numero a caso, no, che ogni anno vengono a coprire una carenza atavica che lascia sempre i reparti scompensati. Lo stato di agitazione noi l'abbiamo proclamato inviando una nota formale al rappresentante del governo, quindi al prefetto. Siamo in attesa di essere chiamati e convocati per cercare di conciliare proprio sulla mancata costituzione dei fondi. Un'anziana di 96 anni residente a Opicina ha dovuto attendere oltre 10 ore prima di poter essere trasportata e visitata all'ospedale di Trieste nonostante i lancinanti dolori e le 3 chiamate effettuate al numero unico 112. Questa è la paradossale vicenda verificatasi il 28 marzo scorso che hanno portato a scoprire una doppia frattura ad una costola al bacino ai danni della quasi centenaria signora. A denunciare l'episodio è stato il consigliere del gruppo misto Walter Zalukar che sul tema ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale. Liste d'attesa di oltre 2 anni e fino a 1000 giorni per una visita specialistica nell'azienda sanitaria del Friuli occidentale. Il Codacon sta raccogliendo le firme fuori dall'ospedale di Pordenone per manifestare il malumore della cittadinanza.
Più di 1000 giorni per una visita pneumologica e 2 anni per un consulto oculistico. Le liste d'attesa nell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale sono sempre più lunghe, ovviamente al netto di specifiche esigenze d'urgenza. E per questo il Codacons ha attivato un presidio fuori dall'ospedale civile per far sentire il malumore dell'utenza. Combattiamo il sistema perché non possiamo accettare che le visite vengano fatte dopo 2 anni e mezzo. Vedi oculistica, vedi ginecologia, vedi dermatologia. Alcuni reparti addirittura sono stati chiusi. Noi siamo costretti ad andare fuori regione, ma paghiamo le tasse, le paghiamo tutte, ma se ci dicono ma se vieni a pagamento te la facciamo domani la visita, vi sembra giusta una cosa del genere? La gente che vive con 600 euro al mese non può pagare 300 euro, 200 euro per una visita. Il Codacons a riguardo sta anche raccogliendo le firme da mandare alla direzione di ASFO e alla Regione. Ne abbiamo raccolte oltre 400 e adesso vediamo di stare qui ancora un mesetto per raccoglierne almeno altri 300, speriamo, perché Pordenone deve tornare un gioiello come una volta. Nel reparto di pediatria di Pordenone è stata inaugurata la nuova stanza studio per il progetto Scuola in ospedale, un'area riservata ai giovani pazienti costretti a lunghe degenze, in particolare affetti da disturbi alimentari triplicati poi con la pandemia. Una nuova stanza studio per i giovani pazienti della pediatria dell'ospedale di Pordenone. Nell'ambito del progetto Scuola in ospedale, avviato proprio al Santa Maria degli Angeli nel 2018, è stata inaugurata la stanza che ospiterà le lezioni, anche grazie alla collaborazione dell'Istituto Comprensivo Pordenone Sud e di varie associazioni come le Petit Port. Avere gli insegnanti che fanno un'attività che ricorda più un albergo diffuso all'interno della nostra pediatria, perché non hanno un'aula ben precisa. Adesso ce l'abbiamo, rappresenta un modo poi per rimanere agganciati alla vita che è rappresentata proprio dalla scuola. Il tutto anche a fronte di un deciso aumento dei ricoveri lunghi. Con la pandemia sono triplicati i pazienti che soffrono di disturbi alimentari. Quindi siamo passati da 10 ricoveri all'anno di ragazze con disturbi del comportamento alimentare a 30 ragazze all'anno. Qui bisogna aggiungere altre ragazze e ragazzi ricoverati per problemi di interesse neuropsichiatrico. Sono ragazzi che rimangono da noi per tempi molto lunghi, vuol dire mesi, 2, 3, a volte anche 6. E a questi ragazzi bisogna garantire non solo l'istruzione, ma anche la possibilità di rimanere agganciati a quello che è il loro mondo. Anche la Regione, presente con l'assessore all'istruzione Alessia Rosoleni e il Comune di Pordenone con il sindaco Alessandro Ciriani, hanno sottolineato l'importanza di un progetto come questo. Giusy Versace, parlamentare, membro della Commissione Affari Sociali di Montecitorio, ha visitato insieme al collega Novelli la sede di progetto Autismo Friuli Venezia Giulia, una realtà che vorrei esportare in tutta Italia, ha detto alla fine della visita. Questa è un'eccellenza che è stata costruita con anni di lavoro, di impegno. Elena e Enrico sono riusciti quasi a fare qualcosa che era inimmaginabile. Questa realtà è una realtà che è giusto venga vista anche da chi ha delle responsabilità nazionali nel settore del sociale e della salute. Una di quelle realtà che vorresti anche in qualche modo teletrasportare, o comunque portare con te, perché la possano vedere più persone possibili, perché è un esempio sicuramente virtuoso, fa molto riflettere su quanto con attenzione e dedizione davvero si può migliorare la vita della gente. Sono stati 10 anni di lavoro dietro le quinte, di pensieri, di studio, quindi è chiaro che questa cosa non nasce dall'oggi al domani, è pensata, meditata, lavorata con tanto amore e tanta professionalità da una serie di professionisti, ma anche dai genitori e dai ragazzi stessi, per cui nasce da un pensiero collettivo. Qui c'è un ecosistema in una sharing economy del bene che veramente ci fa piacere che colpisca. I lavori di demolizione nell'area della caserma Piave di Udine possono cominciare. Il Comune ha siglato l'affidamento del cantiere. A lavori ultimati sarà realizzato un bosco urbano. In questi giorni la ditta, la Natison Scavi, interviene sull'ex caserma Piave dopo tantissimi anni. Ci sarà l'abbattimento di alcuni, non tutti gli edifici della caserma, che sappiamo ogni tanto ricevono anche degli ospiti esterni. Chiaramente qui con la polizia locale stiamo facendo dei sopralluoghi per
poter procedere col primo abbattimento. Il secondo abbattimento invece avverrà fra qualche mese, allorché l'esame della caratterizzazione per i siti inquinanti ci darà l'ok per poter procedere al completamento dell'abbattimento degli edifici dell'ex caserma e anche al sito inquinante se ritenuto necessario, e quindi completerà l'opera. Questo ha un quadro economico, il primo intervento di adesso, di 780.000 euro lordi, invece il secondo sono 2,6 milioni e lo scopo è quello di togliere tutti quei siti diciamo che sono fatiscenti, evitare quindi rischi e pericoli anche per gente esterna e creare, come abbiamo già provato con la variante, un grande bosco urbano a ridosso del Gervasutta, a ridosso del centro, a ridosso di una Udine che è quasi centrale. Il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, lo aveva annunciato ai nostri microfoni la scorsa settimana. Nel giro di pochi giorni la prefettura sarà trasferita in via Prachiuso nell'ex caserma Reginato, nell'area che per 2 secoli ha avuto la funzione di ospedale militare. Detto fatto, sulla porta d'ingresso dello storico edificio di via Piave, un cartello in forma del trasloco nella nuova struttura. L'iter per la nuova sede del Palazzo del Governo di Udine era partito nel 2017 con la simbolica consegna delle chiavi dal Ministero della Difesa all'Agenzia del Demanio e da questa alla Prefettura. La vecchia sede di proprietà del Comune di Udine, un edificio a 3 piani costruito tra il 1913 e il 1915 su progetto dell'ingegnere Oddone Tosolini, dovrà essere ristrutturata e destinata ad altri servizi. Il cantiere procede a rilento, quello dell'ex centro commerciale Friuli a Tavagnacco, la cui apertura ex novo era prevista per novembre dello scorso anno. Il dilungarsi dei lavori crea preoccupazione tra le attività commerciali aperte all'interno dell'immobile. C'è grande incertezza per il futuro all'ex centro commerciale Friuli di Tavagnacco, dove in queste ultime settimane si stanno susseguendo incontri tra i rappresentanti delle attività presenti e i sindacati per analizzare la situazione. Anche il confronto di oggi, riferisce Andrea Sappa della Wiltux, si è concluso con un niente di fatto perché la proprietà dell'immobile, il fondo austriaco Mid Holding, non ha dato alcuna risposta sul termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile che era previsto per novembre dello scorso anno. Con un cantiere a rilento crescono le preoccupazioni delle realtà commerciali presenti all'interno, come il Conad, che attualmente occupa 74 addetti. Non essendoci giro di clientela previsto, i fatturati non rispondono alle aspettative, allungandosi le tempistiche vengono a mancare marginalità e incassi che servono per mandare avanti il negozio. Se i lavori non termineranno al più presto, l'unica via percorribile per recuperare il costo del personale sarà l'utilizzo di ammortizzatori sociali, ma anche questa operazione è subordinata ai programmi del fondo austriaco. Il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti, che ha chiesto un incontro urgente con i rappresentanti della Mid Holding, si dichiara fiducioso, ritenendo che chi ha fatto un investimento di 50 milioni di euro ha tutto l'interesse ad arrivare in fondo alle questioni nei tempi più veloci possibili. Un nuovo servizio di assistenza legale svolta da Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia propone la tutela degli interessi degli operatori artigiani guardando alla garanzia dei clienti. È stato presentato questa mattina. Un'assistenza legale per 1.500 imprese con almeno 5.000 addetti attive nei settori delle riparazioni di carrozzeria, pneumatici, parti meccatroniche e soccorso stradale. Lo ha messo in campo Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia per affiancare gli autoriparatori nella gestione delle controversie e per le assicurazioni. Di poter dare una risposta di tutela nei rapporti con le compagnie assicurative ai nostri associati, alle imprese, piccole imprese che comunque hanno fatto della propria capacità e della qualità del lavoro che fanno un loro obiettivo principale, e in questi rapporti recuperare anche il rapporto con le compagnie assicurative nella direzione di evitare il più possibile i contenziosi. Per dare uno strumento a tutte le imprese dell'autoriparazione del regionale di salvaguardia per le proprie aziende e che sia di collaborazione e di salvaguardia principalmente per l'utenza e per la sicurezza stradale, per le riparazioni che noi andiamo ad eseguire.
Un Vademecum che però non vuole arrivare al contenzioso, vuole evitare il contenzioso. Difatti questo Vademecum qua, lo scopo principale è proprio quello di informare il carrozziere, il meccanico, come si deve comportare proprio per non avere problematiche, perché la cosa principale è che le assicurazioni, diciamo il cavallo di battaglia, è che non vengono fatte le carte come devono essere fatte. Volatili, cani e animali da cortile in mostra a Blessano di Basigliano ieri per la mostra ornitologica e quella cinofila. A 3 anni dall'ultima edizione sono state ospitate a Blessano di Basigliano la 43esima mostra mercato ornitologica e la 23esima mostra cinofila, con l'organizzazione della Proloco di Antonino Dall'Oste. Diversi rappresentanti del Consiglio regionale intervenuti, i quali hanno sottolineato come la ripresa di un territorio passi anche attraverso una fiera. Da Blessano parte, secondo me, una visione di questo Friuli che come al solito e come sempre non si fa battere dalle difficoltà, ma si rimbocca le maniche, lavora e si incontra e fa festa. È una tradizione per molti paesi del nostro Friuli, quella dell'allevamento, diciamo, di uccelli, di animali da cortile, insomma una forte tradizione che risale tantissimi anni fa e che, come detto, a fianco ha anche un'attività economica e quindi voglio dire, la possibilità non solo di commercializzare questi animali, ma anche di una ricaduta sul territorio di tutta una serie di attività, perché la gente che viene si fermerà a mangiare, insomma, comprerà artigianato, gadgets, vede insomma questo bellissimo lembo del Medio Friuli e quindi anche un'operazione turistica. Quindi veramente, voglio dire, una giornata che a 360 gradi ci apre il cuore verso un futuro che appunto tutti noi auspichiamo migliore, ed è l'augurio che faccio a tutta la comunità del Friuli Venezia Giulia. Una lettera Z, simbolo della propaganda russa, è stata vergata negli ultimi giorni all'esterno di Villa Porcia Beretta a Pavia di Udine. L'immobile da decenni viene imbrattato periodicamente da sedicenti writer locali. Diversi residenti ci hanno segnalato il murale e chiedono al sindaco l'immediata rimozione del vandalismo. Sarà la bellezza della ragione, il titolo della 18ª mostra di Leggio, in programma dal 15 maggio al 16 ottobre. 40 opere di provenienza internazionale che vanno dal 300 al primo Novecento, passando per Caravaggio, Giordano, Moreau e Tissot. Si chiama La bellezza della ragione, la 18ª mostra d'arte di Leggio, che inaugurerà il prossimo 15 maggio e resterà aperta per 5 mesi fino al 16 ottobre. Il Leggio volge lo sguardo alla ragione, alla sua bellezza, alle sfide che è chiamata ad affrontare, ha spiegato Don Alessio Geretti, curatore delle mostre di Leggio. Mai come in questo momento ci sembra importante ricordare la necessità di saper pensare. Dopo pandemie, guerre e social impazziti, la cura per un uso attento, accurato e profondo della ragione è un grande dono per tutta l'umanità, è un grande atto di amore che dobbiamo saper esercitare. La mostra ci suggerirà come possiamo farlo, tra scienza e genialità creativa, tra filosofia e apertura della nostra mente al mistero della trascendenza. Un viaggio incantevole nell'arte e dentro di noi. Vi aspettiamo. Tra poco le notizie sportive, dopo la pubblicità in Sport FVG si parlerà di volley 2 della doppia impresa friulana nei play-off. CDA Massons e Itas Martignacco hanno vinto gara 1 dei quarti di finale dei play-off di A2 femminile. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.